alpini, ma i ladri ci hanno devastato casa. L'amaro sfogo di una coppia di Selva del Montello che ieri sera, rientrando, ha trovato l'abitazione a soqquadro, spariti soldi e alcuni gioielli e ricordi di famiglia. A Trevignano, 42enne evade dai domiciliari. Quando i carabinieri vanno a cercarlo, cerca maldestramente di rientrare da una porta sul retro, ma viene bloccato in tasca un taglierino. Incidenti in A4 a Dolo, 3 auto coinvolte in un tamponamento. L'elicottero del SUEM atterra in autostrada per soccorrere il ferito, nel tratto bloccato temporaneamente il traffico. Quasi 500.000 persone a Vicenza in 3 giorni, un indotto economico di 200 milioni di euro sono alcuni dei numeri della 95esima adunata che ha vissuto le sue battute finali. Nel sabato che ha preceduto lo sfilamento delle penne nere, in tantissimi hanno seguito le lunghe dirette delle reti media nord-est, 620.000 telespettatori per seguire paracadutisti, cori e fanfare. Nel giorno della festa della mamma, l'iniziativa di un parrucchiere di Treviso che ha aperto il suo salone per ricordare la sua Ornella, che non c'è più, e raccogliere fondi a favore dell'Advar. Buonasera e ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che parte con diverse ore di ritardo, sono quasi le 23, ma questo per consentire a tutti voi di seguire, di godere dell'ultima giornata, la più importante di questa 95esima adunata degli alpini, con lo sfilamento tra le vie della città di Vicenza, una grande festa che abbiamo voluto darvi la possibilità di seguire dall'inizio fino alle battute finali, con la consegna, con il passaggio della stecca. Naturalmente ci sarà spazio in questa edizione del telegiornale per rivivere i momenti più importanti, ma iniziamo con la cronaca, perché non si fermano i furti nella Marca. Ieri sera ladri in azione in un'abitazione di Selva del Montello, a soqquadro la casa di una coppia che ha visto spariti soldi e gioielli, ricordi di famiglia. Mai successo una roba del genere, proprio perché siamo andati fuori un sabato dopo tanto è successo. Una serata, la prima dopo molto tempo a cena fuori, poi al ritorno l'amara sorpresa per una coppia di Selva del Montello, la cui abitazione è stata razziata dai ladri. Quando intorno alle 23:30 marito e moglie sono rientrati a casa, hanno visto la porta al primo piano aperta. Una volta entrati hanno subito capito cosa fosse successo. Sia la loro abitazione che quelle in cui una volta abitava la madre del marito, messa a soqquadro. Dalla cucina alle stanze da letto, cassetti aperti, dispense svuotate, vestiti negli armadi messi sottosopra. Disastro che adesso c'è tutta la domenica da passare qua a metà a posto, purtroppo non c'è altro da fare. Forzata la porta di una camera, a terra frammenti di legno e una parte della maniglia strappata con forza. In una credenza i ladri hanno trovato circa 400 euro in contanti. Io ho visto i soldi qua. Prendi i soldi e butta via. Dalla camera da letto della coppia invece portati via alcuni gioielli. Hanno rubato i braccialetti miei e la fede sua. Per fortuna gli altri li ho salvati. Erano ricordi, signora? Sì, quello della cresima mia e l'altro che me l'aveva regalato lui quando eravamo fidanzati. Fortunatamente i malviventi non hanno toccato una medaglia della madre defunta e il cappello d'alpino dell'uomo. Oggi dovevo andare giù a Bassano per via della dunata e mi metto a posto la casa. Nell'abitazione sono arrivati i carabinieri che ora indagano sul furto. Per marito e moglie resta lo shock per quanto vissuto. Come si vive adesso dopo questa esperienza? Col chi va là? Un po' traumatizzati. Senti sempre quelli intorno, state i ladri, ma quando ti capita resta il segno brutto. È evaso degli arresti domiciliari, ma per cercare di non farsi sorprendere dai carabinieri ha tentato maldestramente di rientrare in casa dal retro dell'abitazione, venendo bloccato e perquisito addosso. Aveva un taglierino. È accaduto nella mattinata di ieri a Trevignano, dove i militari della compagnia di Montebelluna hanno arrestato in flagranza un 42enne del luogo, sottoposto alla misura cautelare dallo scorso gennaio. Dopo averlo cercato per il paese, lo hanno rintracciato in una via adiacente alla casa. Oltre a ritornare ai domiciliari, è stato denunciato per porto abusivo di armi. Lieto fine
nella vicenda di una ragazzina di 16 anni di origine marocchina di cui non si avevano notizie da ore. Ebbene, è stata rintracciata a Milano, sta bene e i genitori la stanno già raggiungendo. Finito il suo turno di lavoro in un bar, non era rientrata in casa, i genitori, non riuscendo a contattarla al cellulare, ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. Erano subito scattate le ricerche fino all'epilogo positivo di questa sera. E incidente in A4 con elicottero del SUEM che atterra in autostrada per soccorrere il ferito. È accaduto intorno alle 11:15 di questa mattina, quando 3 auto sono state coinvolte in un tamponamento subito dopo l'area di servizio di Arino Est in direzione Trieste. Ferita in modo grave una persona, per cui si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale. Elicottero del SUEM che, dopo aver calato il medico, è stato fatto atterrare in carreggiata per facilitare il recupero del ferito. Per questo motivo è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico su entrambe le carreggiate fino al decollo. Inevitabili le code che hanno raggiunto in carreggiata est i 5 chilometri. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale di Venezia, Vigili del Fuoco e ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. E allora, come promesso, siamo alla 95esima adunata degli alpini di Vicenza. Oltre 500.000 persone in città in questi 3 giorni, un indotto economico di 200 milioni di euro. Questa sera, appunto, oggi la giornata clou, il finale con lo sfilamento, e il presidente Mattarella ha parlato di alpini, esempio di onore, senso del dovere e spirito di sacrificio. Allora accogliamo con un applauso questo sogno di pace degli alpini che apre la sfilata della 95esima adunata nazionale. È il sogno, l'invocazione di pace ad aprire la sfilata delle penne nere in una Vicenza quasi estiva. Il momento più atteso, più emozionante di questa 95esima adunata, quello in cui tutti gli alpini si mettono insieme in marcia. La sfilata è il momento in cui insieme vogliamo mostrare da un lato la nostra compattezza, la nostra capacità di essere insieme, ma anche dall'altro lato quella di saper condividere, di essere quindi solidali con tutti. Ecco, credo che questa sfilata abbia questo profondo significato, quest'anno poi con un motto veramente particolare. Sia gli alpini in armi nelle missioni di pace. Oggi abbiamo la taurinense che non può essere qui, ma che è in Libano a fare da cerniera tra Israele e il Libano stesso con le forze dell'ONU. Al fianco del presidente Favero ha sfilato il ministro della difesa Guido Crosetto a Vicenza insieme al generale Francesco Paolo Figliuolo. Il ministro Crosetto ha rigettato l'ipotesi di ripristinare il periodo di leva in termini educativi per le nuove generazioni. Il servizio civile universale, ha detto chiaramente, non è una cosa che riguarda le forze armate. Agli alpini sono arrivati i saluti istituzionali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, in tribuna il vice premier Matteo Salvini e il ministro Luca Ciriani. La lunga marcia tra 2 ali di folla è proseguita fino a sera con i veneti e i trevigiani che hanno sfilato per ultimi. La storia siete voi, davanti a voi la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, sezioni numerose e ricche di storia alpina. E adesso la sezione di Vittorio Veneto, una sezione importante, se non altro per il nome che la lega inevitabilmente, ineluttabilmente alla città della vittoria. Reparto Salmerie. Oggi non ci sono più gli Roso, non ci sono più i vecchi muli, ma c'è il loro ricordo e la loro storia. Ammirate il vessillo della sezione di Conegliano, per quei del Conegliano, o se sciampe o se mor. Sindaci fieri, in testa alle delegazioni, gruppi alpini che orgogliosamente sfilano davanti alla tribuna d'onore. È la volta di Treviso. Fa il suo ingresso nell'area dello sfilamento la sezione alpini di Treviso, terra del Grappa, del Piave e del Montello, territorio toccato dalla storia, ma anche da un presente di attiva operosità al servizio delle proprie comunità. Infine il passaggio della Stecca a Biella, che ospiterà la Dunata 2025. Ma adesso riavvolgiamo il nastro e andiamo a vedere il risveglio della città che si preparava al momento clou di questa adunata, ovvero lo sfilamento delle sezioni alpine.
Vi state portando verso l'ammassamento? Certo. Intanto da dove venite? Da Piacenza. Ecco, e da Piacenza avete vissuto qui tutti e 3 giorni o siete arrivati? No, siamo arrivati adesso freschi. Ecco. Ma a che ora siete partite? Alle 5, un quarto alle 5. Chi ha trascorso la notte prima della sfilata a Vicenza, chi si è messo in macchina ben prima dell'alba per raggiungere la grande famiglia alpina alla 95esima adunata nazionale. La città si sveglia pian piano, gente per strada ce n'è poca, poi allo scoccare dell'ora dell'ammassamento il percorso della sfilata si anima di alpini e di pubblico. Come va? Siete pronti? È da un po' che siamo pronti, e ci stiamo anche preparando per la prossima. Noi siamo di Biella. In occasione della Dunata nazionale ieri voi cosa avete fatto? Il compleanno. Il compleanno! 72 anni. 72 candeline. Avete portato anche come sedervi? Sì. Che bisogna essere comodi, bisogna essere in prima fila ma anche comodi. Comodi, sì, ha ragione. Dopo ci alzeremo per la sfilata. Colazione consistente perché la giornata è lunga e c'è da marciare. La figlia dell'Alpina! Ce l'ha anche scritto dietro, la figlia dell'Alpino, vedi? No, si è attrezzata proprio perché... Sono anche atalantina. Certo, perché è di Bergamo. Sì. Siete anche Sì. arrivati in finale? Siamo in finale, siamo nella storia, quindi ho portato a Vicenza un po' di Bergamo. C'è chi alla Dunata non sfila, ma porta nel cuore e addosso un ricordo e un messaggio. Ci si sente uniti, ecco. Ed è quell'unione che la richiama. Il ricordo del mio compagno, che è stato lui a iniziarmi, a portarmi, e dopo ho detto vado avanti io e boh. Che cosa sta portando lei qui oggi? Io sto portando la zaino e il cappello del mio papà, originale della Russia. Si è fatto una necchia nella neve, 42 gradi sotto zero. Si addormenta e si sogna di me, il bambino piccolo che l'ho salvato. Ha detto se non mi sognavo ero morto, aveva già un piede congelato. Ed è tornato a casa? Tornato a casa. Molti i figuranti che rievocano quel che è stato, dalle divise storiche alle moderne portatrici carniche. Ricordi che ci sono stati tramandati dalle nostre nonne, che noi abbiamo il dovere di tramandare e di non far dimenticare questo contributo che le donne hanno dato. Vecchi e boccia insieme per accompagnare uno dei più anziani di questa adunata, originario di Grancona nel Vicentino. Il suo nome e il suo cognome? Damiano secondo. Mai primo? Mai. Secondo? Sempre secondo. Anno di nascita? 1921. Ne racconta che è tornato dalla guerra, che nessuno se lo aspettava, perché lo pensavano già morto, e invece quando l'hanno visto arrivare tutto il paese le ha fatto festa perché proprio lo davano già per spacciato. Questa invece è? La croce al merito. Di guerra. Di guerra, sì. E le reti media nord-est hanno seguito con lunghe dirette la 3 giorni alpina, uno sforzo che voi telespettatori avete ricambiato con entusiasmo. Solo ieri, il sabato che ha preceduto lo sfilamento, sfociato nella serata delle fanfare allo Stadio Menti e dei cori nelle chiese cittadine, le dirette che abbiamo iniziato alle 11 del mattino e concluso dopo le 23 sono state seguite da 620.000 persone. Uno straordinario risultato che conferma ancora una volta l'attaccamento agli alpini e alle reti televisive del nostro gruppo. E torniamo alla cronaca, momenti di tensione. Ieri pomeriggio agli impianti sportivi La Gemma di Casier per una lite tra alcuni ragazzi che stavano assistendo ad una partita di calcio. Avevamo organizzato una partita di calcio femminile, erano tutte ragazze, naturalmente erano arrivati anche tutti i loro amici, i loro gruppi. Una trentina di giocatrici accompagnate da un'altra cinquantina di ragazzi tra i 18 e i 20 anni, arrivati anche da fuori provincia, si sono dati appuntamento al campo da calcio dell'impianto sportivo La Gemma di Dosson di Casier. Un pomeriggio tra sport e allegria, poi intorno alle 18 il clima cambia e sale la tensione, quando per motivi non del tutto chiari scoppia una lite tra i due gruppetti. Quando hanno cominciato a fare così un po' di tutta questa gente, una massa che cercava, correva e si strattonava, e noi per precauzione abbiamo avviato le forze dell'ordine, tutto là. Volano degli spintoni, qualcuno dei ragazzi tenta di intervenire, anche gli stessi responsabili della struttura provano a calmare gli animi.
abbiamo detto cosa state facendo, non so, il ragazzo là, uno ha anche cercato di fermarne uno, ma nulla di particolare, insomma. In quel momento sono in corso anche 2 feste di compleanno con molti bambini presenti. Vengono chiamati i carabinieri. Pochi minuti e la situazione torna alla calma, con i protagonisti del litigio che nel frattempo se ne vanno. È finito tutto in 2 minuti, solo che al momento, essendo tanta gente, abbiamo pensato di avvertire le forze dell'ordine là, che poi sono arrivate quando era già tutto tranquillo. Visita trevigiana del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, ospite della sede cittadina di Confartigianato. Sul tavolo le problematiche del settore, soprattutto nei rapporti con il mondo accademico. Mettere insieme tutte le competenze territoriali, dall'università agli enti di ricerca, Confartigianato, le altre associazioni imprenditoriali di categoria, per poter concorrere insieme a creare il futuro, perché noi siamo tutti fabbriche che producono futuro e deve essere un futuro adatto, compatibile ed efficiente per i nostri giovani. Superare le contrapposizioni tra il mondo delle professioni e quello della ricerca tecnologica è l'obiettivo ribadito nell'incontro che Confartigianato Imprese, marca trevigiana, ha organizzato nella sua sede a Treviso alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Gli artigiani hanno ribadito come la vera emergenza di questo tempo sia la carenza di manodopera qualificata. L'appello è quello di ricercare all'interno del sistema universitario percorsi professionalizzanti spendibili, concetti condivisi dallo stesso esponente del governo Meloni, che pone fortemente l'accento sull'aspetto accademico. Le università sono sempre parte del territorio, parte integrante del territorio che le ospita. Anche oggi i presidenti e i rappresentanti della categoria mi hanno parlato dell'Università di Padova, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con cui hanno rapporti e con cui vogliono far crescere questi rapporti, per dirsi prima di che cosa hanno bisogno le imprese, cioè come formare le studentesse e gli studenti sulla base dei bisogni delle imprese e dei territori. Mi sembra il percorso giusto. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso i funerali di Lorenzo Marinese, imprenditore, già presidente dell'aeroporto di Firenze e del Venezia Calcio, padre di Vincenzo, già presidente di Confindustria Venezia, e di Gian Lorenzo, presidente di Nova Facility, di Cristiano e Rugiada. Lascia oltre ai figli la moglie Adriana Manaresi e gli amati nipoti. Il feretro partirà alle 15:15 dalla casa funeraria di via Cittadella della Salute. Dopo i funerali il feretro sarà tumulato nella tomba di famiglia nella città natale, Palermo. Nel giorno della festa delle mamme, l'iniziativa di una parrucchiere di Treviso che ha aperto il suo salone per ricordare la sua di mamma che non c'è più e raccogliere fondi a favore dell'Advar. È stato tutto studiato appunto per la festa della mamma, è un modo per ringraziare Advar per l'aiuto che ci ha dato nel momento del bisogno, e quindi mi piaceva omaggiarli in questo modo qua, sia mia mamma che tutte le mamme che sono venute a mancare. Nicola Barera qualche mese fa ha perso l'amata madre Ornella e in questa domenica ha voluto aprire il suo salone di parrucchiere per omaggiare tutte le mamme, anche quelle che non ci sono più, proprio nel giorno della loro festa. Un'occasione per ringraziare e sostenere concretamente il lavoro dei volontari dell'Advar che hanno accompagnato Nicola, la sua mamma e tutta la loro famiglia nel momento più doloroso. Senza l'Advar sarebbe stato molto difficile. Advar dal mio punto di vista è sostegno, solidarietà, affetto per le famiglie e un accompagnamento dignitoso al fine vita. Un colpo di spazzola, una piega con la piastra, un momento per prendersi cura di se stesse, ma anche per essere solidali con chi sta soffrendo. E ho visto sui social che aveva postato l'iniziativa, quindi mi sembrava carino venire in un momento così, unire l'utile al dilettevole, quindi è stata una bella iniziativa. Tutte le mamme che non ci sono più e tutte le persone care che non sono più con noi. Tanti gli amici e le clienti che hanno voluto essere presenti in questa giornata di solidarietà. Quanto raccolto in questa domenica è stato interamente devoluto all'Advar. Chi è passato anche solo per un saluto, chi a farsi la piega, però devo dire tutte molto contente e quindi sono proprio felice di questo. 3 borse di studio destinate a studenti meritevoli trevigiani per partecipare alla Scuola Geopolitica di Limes, una partnership tra aziende del territorio e la Fondazione Imago Mundi, che hanno organizzato un incontro il prossimo 15 maggio alle 18 nella chiesa di San Teonisto.
Dare un senso a quanto sta accadendo nel mondo in un contesto nel quale i confini politici tra gli stati non sono sufficienti a delineare interessi e aree di influenza, con questo obiettivo nasce la partnership tra la Fondazione Trevigiana Imago Mundi, CMB ed Harper e la Scuola di Fondazione Geopolitica di Limes. Per poter dare un'opportunità a 3 giovani di partecipare alla scuola di Limes attraverso 3 borse di studio. Questo è stato il primo passo che abbiamo fatto. Oltre alla borsa di studio, mercoledì 15 maggio alla chiesa di Sant'Eunisto ci sarà un incontro L'Italia nel mondo che cambia con Lucio Caracciolo, fondatore e direttore di Limes. Questo è un avvio di collaborazione che intanto parte con la sponsorizzazione di 3 borse di studio per 3 giovani da noi selezionati, particolarmente meritevoli, quindi è qualcosa di molto concreto. Poi con l'evento pubblico del 15 maggio alle 18 lì a Treviso e poi degli ulteriori passi di cui vi daremo informazione dopo quell'evento. I contesti geopolitici internazionali diventano di grande interesse anche per le imprese del territorio. Noi siamo strettamente collegati a quello che succede nel mondo, l'abbiamo appreso sia dalle guerre che stanno succedendo o dai passati pandemici, no? Che comunque coinvolgono aziende o comunque il territorio, famiglie anche dello stesso territorio. Ecco che capire meglio, capire prima quello che può succedere nel mondo attraverso la formazione di questi studenti ci aiuta anche a prevenire o a indirizzare meglio le nostre strategie. La scuola di Limes è centro di formazione della nuova classe dirigente italiana e questa partnership è molto significativa per le aziende della marca che hanno una propensione molto alta all'esportazione. Capire il mondo in cui si portano i propri prodotti sia una necessità che magari una volta era affidata un po' all'intuito sicuramente l'intuito dell'imprenditore che ha fatto nascere l'azienda, l'ha fatta sviluppare, ma oggi i cambiamenti sono talmente repentini, talmente veloci e complicati che non basta più solo l'intuito, ma ci vuole sicuramente anche una preparazione. Co-housing e assistenza alle famiglie, a Silea al via il progetto Casa Solidale. 4 persone che saranno individuate sia dai servizi sociali del comune sia appunto dalla comunità di Sant'Egidio con i loro bisogni particolari e un progetto studiato ad hoc su di loro che appunto saranno parte di questo progetto e destinatari di 2 alloggi con 2 camere. Si chiama Casa Solidale e si legge inclusione. Parte il progetto di co-housing che predispone 2 appartamenti popolari a Cendon di Silea destinati a persone in difficoltà. Obiettivo: dar loro una casa, ma soprattutto accompagnarli in un percorso di educazione alla gestione domestica, all'autonomia e alla convivenza comunitaria. Regione Veneto, Ater, Comune di Silea, che grazie a un cambio normativo possono approvare nuove progettualità in collaborazione con il terzo settore sul fronte del sociale. La possibilità di stringere una convenzione assieme ai rappresentanti del terzo settore, quindi delle associazioni, in questo caso la comunità di Sant'Egidio, che sarà il garante dell'accompagnamento in questo percorso. Quindi il contratto è fatto non direttamente con l'inquilino, che anzi usufruisce dell'alloggio in maniera temporanea per poter poi trovare altre soluzioni, ma per 5 anni assieme alla comunità di Sant'Egidio che si occuperà dell'inserimento e dell'accompagnamento. Lavorare con loro sul tema della relazione e lavorare con loro sul tema del saper gestire appunto la casa e tutto ciò che è intorno alla casa e anche la vita ad esempio condominiale, la vita sociale. Ultima lezione per l'Università del Tempo Libero per Adulti. Sale in cattedra il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, 1 anno con un record di iscrizioni. Ultimo giorno di scuola per l'Università del Tempo Libero per Adulti. In sala consiliare la lezione che chiude l'anno con un record di iscrizioni. Persone non solo residenti a Spresiano ma arrivate anche dai comuni limitrofi. Abbiamo raggiunto circa 190 iscritti, il che nel panorama provinciale ci pone ai vertici, almeno per i comuni più o meno paragonabili al nostro per popolazione, e la qualità della proposta è stata varia, elevatissima e soprattutto molto apprezzata dai frequentatori. Lezioni ma anche attività esterne con tanto di relatori da Venezia ad Asolo per scoprire alcuni aspetti culturali e architettonici del territorio. Gli argomenti toccati sono stati diversi: letteratura, storia dell'arte, psicologia, scienza. Siamo riusciti a portare a casa 24 incontri in presenza come lezioni
e sempre molto partecipate, abbiamo avuto dai 70-80 fino anche a 100 presenze per una singola lezione. E quindi 24 incontri con 7 uscite, l'ultima uscita sarà sul Vaillant lunedì 13. Per l'ultima lezione è salito in cattedra il sindaco di Spresiano. È stata un'annata davvero eccezionale, con numeri che rendono orgoglioso me in quanto sindaco, ma credo tutta la comunità spresianese. 193 persone che si iscrivono all'Università del Tempo Libero non sono cosa da tutti i giorni. Un programma eccellente, tanti incontri e niente, io mi auguro che il prossimo anno si possa quantomeno pareggiare il risultato di quest'anno, quindi molta soddisfazione da parte mia. Intanto si guarda al futuro, vista la partecipazione di quest'anno si sta già pensando a trovare una nuova location, il numero di iscrizioni potrebbe salire oltre quota 200. Dal 13 al 18 maggio al Teatro Mario del Monaco di Treviso, 51esima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte. Un'edizione, quella di quest'anno, del premio Toti Dal Monte, che si annuncia già un successo. Basti dire che sono state 190 le domande pervenute, mentre alla fase delle eliminatorie dal 13 maggio saranno 167 i candidati in gara, provenienti da 31 paesi di tutto il mondo, 15 dal Veneto e 5 dalla Marca. È un'operazione culturale enorme, di grandissimo spessore, che, come effettivamente sta accadendo, configura anche la città di Treviso come una destinazione importante, sia sotto il profilo turistico che sotto il profilo culturale. Gli artisti in concorso potranno esibirsi al Teatro Mario del Monaco fino al giorno della finale, il 18 maggio, di fronte alla giuria presieduta dal direttore della Deutsche Oper di Berlino. I cantanti concorreranno per i ruoli del Flauto Magico di Mozart, opera che sarà in cartellone nelle nuove stagioni liriche dei teatri di Treviso, del Verdi di Padova e del Sociale di Rovigo. Un titolo importante, un titolo che mancava da 30 anni nel concorso, la sola seconda volta che lo presentiamo, un titolo giocoso, festoso, quindi che piacerà al pubblico, in lingua originale perché ci teniamo sia in lingua tedesca, magari nei dialoghi provvederemo poi nella produzione a fare anche dei tagli e con doverosi sottotitoli o sopratitoli in italiano. I candidati dovranno superare una prova eliminatoria e una semifinale a porte chiuse, mentre la serata finale sarà aperta al pubblico e vedrà la lettura dell'opera con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Massimo Raccanelli. In quell'occasione saranno anche consegnati 3 premi speciali. Lo sport con il rugby, il Benetton vince per la prima volta nella storia in Sudafrica per 25-24 contro gli Sharks e rimane in corsa per i play-off. Sabato prossimo ancora in Sudafrica, Pretoria contro i Bulls. Storica impresa del Benetton che vince in Sudafrica a Durban contro gli Sharks, che schieravano 7 campioni del mondo, una partita fondamentale per continuare a sperare nei play-off di URC. Una vittoria per 25-24, la prima nella storia in Sudafrica, voluta fortemente, tanto che i punti decisivi sono arrivati negli ultimi minuti di gioco. I leoni sono subito aggressivi e ottengono un piazzato da buona posizione. Marin non sbaglia al terzo. I sudafricani reagiscono sfruttando la velocità dei tre quarti e Fassi va in meta al 14esimo. Masuku trasforma. Gli Sharks continuano a premere. Nce schiaccia il pallone a terra a coronare una lunga serie di cariche al 23esimo. Al 35esimo finalmente la prima meta trevigiana. Perfetta combinazione tra Brex e Menoncello. Il centro, miglior giocatore delle 6 nazioni, semina il panico e va a marcare. Il primo tempo si chiude sul 12-8 per i sudafricani. A inizio ripresa, al quarto, i leoni vanno in meta con una molla avanzante timonata da Gianmarco Lucchesi. Marin trasforma. Gli Sharks però scappano ancora avanti con la progressione solitaria di Koch all'8º. Gli uomini di Durban cercano lo strappo decisivo e al 16esimo Koch fa la doppietta. Dopo un calcio di Umaga, il sudafricano Murray viene espulso al 75esimo per una testata ai danni di Menoncello. I leoni riescono ad andare in meta con Umaga, servito dalla percussione potente di Zanon a 3 minuti dalla fine. Lo stesso Umaga trasforma per lo storico sorpasso. I biancoverdi tengono nei minuti finali e festeggiano un successo storico. Sabato prossimo si replica a Pretoria, dove il Benetton è atteso dai Bulls. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buonanotte.
Italia.